Buongiorno, guardatevi un attimo queste immagini. Finalmente il popolo si sveglia. Il popolo napoletano, primo a svegliarsi dopo queste restrizioni. De Luca, dopo aver imposto il lockdown, Napoli scende in piazza e fa la rivoluzione. Però attenzione, non confondiamo, Napoli scende in piazza e fa la rivoluzione. Avete visto queste immagini? Trovatemi solo un'intera famiglia con moglie, marito e figli a carico che è scesa in piazza e ha fatto la protesta. Allora partiamo da questo presupposto qua. Io sono contro la violenza, assolutamente contro gli atti vandalici, eccetera. Ma secondo voi no? Questa è protesta? Questa è una protesta, questa. Ad aggredire i poliziotti con manganellate, ad incendiare cassonetti, questa è una protesta. Voglio capire una cosa, qui in mezzo, come vi ho detto, vi ho fatto notare, almeno da queste immagini, e sicuramente se c'erano, secondo me si potevano contare su un palmo di una mano, se non due, va, per quanto riguarda famiglie intere, se non c'era proprio nessuno. Tutta quella gente che avete visto sono tutte persone che vivono con i genitori là in questi casi dove stanno, che erano i primi a scendere in piazza, buio, loco miezzo, che c'è c'entrata, facetemi capire, che c'entrate, che uno chiede a faticare, e a tasca, state sulle spalle di mamma e papà, scusate, voi che ci azzeccate la miezza? Queste sono le proteste. Per me le proteste, sapete quali sono? Le proteste sono che si scende nelle strade intere famiglie, negozianti, tutti, ma non sti scappati di casa. No, ma avete visto le foto? Avete visto chi ci stava là in mezzo? Tutti quelli che non hanno niente da fare. Allora, stanno molti frustrati là dentro che non aspettavano altro e fa burdelli, e fa casino. Perché anni fa? Ma del lockdown ci sta, non ci sta, chi si ga? Ne frega niente. Che questi qua sono senza regole, forse non vi è chiaro. Io sento molti di voi, finalmente il popolo si è svegliato. Ma quale popolo? Ma quale popolo? Che popolo? Questo è il nostro popolo, questo qua. Questo qua è il nostro popolo. Assolutamente, io non mi rappresento in questo popolo. Assolutamente. Perché le manifestazioni civili, a voglia quando se ne vanno fare. E come? Se vanno fare? Ma stiamo scherzando? Questa è una manifestazione. A rompere macchine, ad attaccare la polizia, a incendiare cassonetti, passando, ovviamente stavano pure i negozi e li avete danneggiati. Allora fatemi capire una cosa, li volete aiutare per non farli fallire ai negozianti o continuare e aggravare la situazione perché li avete lì fuori tra tavolini, sedie e tutto, avete devastato il negozio. Quindi, che coerenza è? Facetemi capire. Che coerenza è? Questo è il popolo che si ribella. No. Questa è una parte del popolo che non ne frega niente. È da fare casino su. Perché deve fare casino. E poi un'altra cosa, voglio dire. Se voi manifestate per far sentire la vostra indignazione, mi dite perché state col volto coperto? Perché? Che passa montagna con il giubbotto fino a qua,
cappucci. Mi dite perché? C'è un perché. Il sottoscritto qua, se deve manifestare, ci mette la faccia, sta con la faccia e manifesta pacificamente, ma non così. Incatenatevi vicino a un cancello, fate qualcosa. Queste sono tante proteste. Incatenatevi vicino a un cancello automatico. Scusate, queste secondo voi sono proteste? Che risolve? Che avete risolto? Voi non avete risolto niente, perché alla fine poi siete stati caricati, è giusto, giustissimo, giustissimo, siete stati caricati. E a voi un mi pega. A voi. No, non ci siamo. Se questo, allora, se devo sentire tanti utenti, finalmente il popolo si è ribellato, no, non ci sto. Questo non è il mio popolo che si ribella, chi si sono avrangati scema che vanno fa così. Questo non è il mio popolo. Il mio popolo è quello là pacifico, che protesta senza fare danni e basta, ma non questi. Quindi già vi anticipo, sciacquatevi la bocca, perché come hanno fatto pure in America, in Francia, le stesse immagini che avete visto ieri a Napoli, non è il mio popolo, questa è gente che non c'ha nulla da perdere, non gli interessa del lockdown, vogliamo vivere come? Così volete vivere. Allora io capisco che De Luca, attenzione, precisiamo pure questo, De Luca la sta troppo esagerando la cosa. Però è anche vero che grazie a De Luca, il primo lockdown, noi eravamo la regione modello. Non ce lo possiamo permettere di rimanere chiusi. De Luca deve prendere provvedimenti ad essere più vigile per quanto riguarda il distanziamento, eccetera, ma non li deve chiudere. Assolutamente, non può chiudere. È vero che i casi ne sono tantissimi, è vero, ma non può chiudere perché a Napoli, come ben sappiamo, già il lavoro scarseggia, eccetera. L'economia a Napoli dopo veramente qua finisce male. Molti potranno pure dire, sì, ma tu perché forse c'hai la botte piena? No, non c'è la botte piena, io vado a lavorare, fino a mo stavo in disoccupazione, ora sto andando a lavorare, non c'ho la botte piena. No, sottoscritto qua è stato pure con €1 in tasca, molte volte l'ho detto, e molte volte nemmeno quello tenevo, nemmeno chilo tenevo, molte volte, e me ne sono dovuto andare da Napoli, mi sono rimboccato le mani, e un po' da una parte, un po' da un'altra, sto tirando avanti. Si vuoi aspettare che a fatica va a bussare alla porta, voglio. A fatica non va a bussare mai alla porta, perché ci stanno molti che aspettano così, così che bussa, a fatica, oh, senti, vuoi venire a lavorare? Io scommetto che in mezzo a questi qua stavano pure molti che percepivano il reddito di cittadinanza, sicuramente, c'erano pure chi non ha mai voluto lavorare e ci stavano troppi, ma troppi sciacqualature, troppi. Queste non sono proteste, questi sono sciacallaggi. Ecco qua, per mezzo a questo. Mo, un'altra volta, la parola a voi sempre mo che scemo però, perché generalizzano Napoli sulla bocca. E io questo non lo tollero, per colpa vostra. Sta massa qua a me mi fa schifo. Questa massa qua a me mi fa semplicemente schifo. Sta massa che ha fatto tutto questo, incendiata, attaccata alla polizia, è vergognosa, è una cosa che mi fa schifo. Non c'è proprio niente con buio. Con questa razza non c'è proprio niente. Ve l'ho detto, le manifestazioni per farsi sentire ce ne stanno tante, ma non così, perché così peggiorate solo la situazione.
mettete benzina sul fuoco ancora di più e date spazio e alibi alla gente di merda che ci tiene sempre in bocca. È vero che quello ci terrà sempre in bocca per invidia, per tante cose, però per colpa vostra, perché loro sono ignoranti, lasciano un messaggio negativo per la nostra popolazione. Quindi che il popolo napoletano si sia ribellato, se è questo il popolo napoletano, di certo non è il mio popolo napoletano, così, questo no, perché non tutti sono così. Io vi ho fatto vedere l'immagine dall'inizio, trovatemi un'intera famiglia, mamma, papà e figli a carico, che stanno in piazza e stanno manifestando. Trovate i briti tutti guaglioni, tutti sfrantumati, che cappucci. Questa è una manifestazione. La manifestazione va col viso scoperto e mani alzate. Avete capito no? Questa è manifestazione, sa pure chi lo fanno pure a chista. Il popolo napoletano si è svegliato. Bravo, complimenti, complimenti. Così si sveglia il popolo napoletano. E voi vi sentite rappresentati da questa gente. Ma ti capisco la fama, capisco tutto. Ma ci stanno altri modi a cui uno si può far sentire. Altri. E si fa sentire più e sei quando uno fa rumore. Sentite. Si può far sentire di più di uno che fa tanto casino e macelli. Passa e chiudo, che se volevo dire, che mi vergogno di voi, vandali, mi vergogno di voi, ma facete solo schifo a butto stomaco. Questo è il mio pensiero. Quindi chi prende le parti e chi sti qua e si permette solo di pronunciare finalmente il popolo si è svegliato. Che popolo? Un popolo è scemo. Chi sta nel popolo è scemo? Chi si caso il popolo è scemo? Perché non è il mio popolo, perché il popolo mio non è chist, il popolo mio è il popolo per bene. Avete capito? Il popolo mio è il popolo per bene, non è sta banda di scema. Avete capito? Ma virano poco che dobbiamo vedere. Si è svegliato e ci avrei a posto mo che risolvite. Ma ci avrei a posto che risolvite. Avete solo messo benzina sul fuoco. Vi state lamentando di Luca, ma De Luca chi cazzo ha buttato? Facetemi capire. Vi state lamentando di Luca, ma De Luca chi cazzo ha messo là? Sempre voce. E Pacitti, vi voglio ricordare che il mese di marzo-aprile, quando è stato il lockdown, la Campania, per mezzo di Luca, per le sue restrizioni, è stato il governatore il migliore d'Italia. Il migliore d'Italia. Mo ha messo questa cosa. Mo due sono le cose. Tu De Luca, mo giustamente mi riferisco a De Luca. Caro De Luca, se tu vuoi chiudere tutto, che non sono d'accordo, rimani aperto tutto e metti più uomini a controllare i distanziamenti e a fare quello che hanno fatto, perché si può vivere anche così, si può vivere, perché come effettivamente andiamo al lavoro, abbiamo a che fare con tanta gente eccetera, si può fare proprio così, metti più uomini in strada e controlli i distanziamenti, chi non è lo chiudi 2 o 3 giorni e lo chiudi, okay. E fai una bella multa, ma non a chiudere tutto però, no, se vuoi chiudere tutto, allora che stai chiuso un mese, tu per tutto il mese ad ogni famiglia, ogni nucleo familiare in tutta la Campania gli dai 1.300 euro, 1.400 euro un mese. Questo mese ce lo dai tu e loro se stanno a casa buono e si stanno muti. Credere che non è niente di che, no? Pigliate tanta sfaccimmi sordo, goppo, come si dice, a rubi bastate. Date 1.300, 1.400, sto mese e canti, è subito,
Chi sta per mesi e cose, fin quando sta meglio, però arrangiato. Ma poi, questa è pure la soluzione che può fare, ma da fa però, noi chiacchiere, dei fatti. E allora vedete che si stanno zitti, che poi ve l'ho detto e ve lo ripeto, chi ha fatto sta protesta non ci azzecca niente con il lockdown. Per me non ci azzecca proprio niente. Proprio niente, non c'è proprio niente a che fare con il lockdown. Chi sono solo sciarmazzap. Sciarmazzap che volevano fare così. Cortiamoci non la mia, cioè, facciamo pure. Ma sapete quando ce ne stavano? Ve l'ho detto, individuatemi un'intera famiglia, la mia, che stava a fare protesta. Un'intera famiglia con marito, moglie e figli a carica. Individuatemeli. Non c'è stavano. Non c'è stavano tutti sfrantumati. Fa piacere. Vabbè, non si fanno così a proteste. Mi piange il cuore vedere la mia Napoli così. Veramente, mi piange proprio il cuore. Passa e chiude. Però voi mettetevi mettetevi ancora più scurne quando dicete finalmente il popolo napoletano si è svegliato. Perché chi non è il popolo napoletano che si è svegliato? Chi sono amanti di bufala che si sono svegliati per fare così. Perché non è questo modo di fare, diciamo, protesta. Punto. E basta. Ciao, un bacio. E che Dio ce la mandi pure.